L'ultima ondata di maltempo ha creato non pochi danni nella zona, nell'area del Molinetto della Croda. Adesso, come amministrazione comunale, come vi muoverete? Qual è l'iter per ripristinare tutto? Allora, come amministrazione adesso stiamo facendo la raccolta dei danni, cioè per capire la stima dei danni, poi chiederemo lo stato di calamità e l'intervento anche da parte della regione per darci una mano su questi interventi, sia da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista autorizzativo, perché uno dei danni principali al Molinetto è stata è stato il trasporto del ghiaione dal laghetto fino al cortile antistante la struttura, e quello ghiaione che in qualche maniera dovrà essere portato via e autorizzato, e anche bisogna intervenire all'interno del lago, del laghetto, per spostare l'isoletta che si è venuta a formare appunto dallo spostamento di questo materiale. Quindi siamo alla conta dei danni. A questo andranno sommati sicuramente i danni che hanno avuto i privati, perché oltre al Molinetto, che chiaramente per la visibilità che ha è quello di cui si parla principalmente, ma ci sono stati danni anche ai privati, soprattutto legati a frane diffuse un po' per tutto il territorio. Ecco, io ne approfitto per ricordare sempre che ad oggi il Molinetto ad oggi non è ancora messo in sicurezza, è chiuso, c'è un'ordinanza di chiusura e invito appunto a non visitarlo, non c'è niente di particolare da vedere, aspettiamo che venga ripristinato, sicuramente sarà più piacevole una visita col Molinetto, diciamo, rimesso a posto, perché ripeto, mancano delle staccionate, mancano delle protezioni e i curiosi che vogliono entrare non vorrei mai poi finissero dentro il fiume. Secondo lei, sindaco, quali potrebbero essere le tempistiche per poter rivedere Molinetto come era prima? Un'ipotesi magari. Allora, il lavoro non è molto, a dire la verità, il lavoro si dovrebbe concentrare, io credo, in un paio di settimane, bisognerà però attivare le ditte perché lo vedono a fare e anche recuperare i materiali, perché le staccionate non è che le abbiamo in casa, quindi ho paura che per quanto possiamo correre, non so se per agosto riusciremo a riaprirlo.